Regione, province e comune contrari, dubbi del ministro dell'ambiente e clima. Per il titolare del Dicastero dello sviluppo economico Passera, Trieste è il luogo ideale per il rigassificatore. Dichiarazioni non ufficiali ma pronunciate in una trasmissione radiofonica dal ministro, che conferma così la linea del governo dando il suo via libera all'impianto di Zaule. Affermazione non condivisa dall'assessore all'ambiente del comune Laureni. Lui e il suo Ministero sono rigidamente ancorati a questa posizione. La discussione che io mi sento di fare è che probabilmente non si affronta così un problema di tanta importanza, non avendo ancora elaborato un piano strategico energetico nazionale, avendo ben presente che il mercato del gas ha un momento di crisi che mette in crisi anche la stessa gestione dei rigassificatori esistenti, per cui io credo che questo tipo di problematica meriti un approfondimento molto maggiore a tutti i livelli che non una semplice dichiarazione di principio di un ministro. Ed il Comune, stavolta in sesta Commissione Ambiente, ribadisce la propria contrarietà. Il documento, spiega l'assessore, ora è pronto, ha passato il suo giro di atti dovuti e lunedì si esprimerà il Consiglio Comunale deliberando il proprio nuovo parere, necessario dopo quello negativo già espresso a seguito delle integrazioni documentali, successivamente proposto da Gas Natural al progetto definitivo e al progetto di variante urbanistica e portuale del terminale di rigassificazione di Zaule.